recuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos, dos niños pequeños que lo sentían todo, yo lo sigo sintiendo hoy por... Si fa presto a dire Niño, inevitabile. Fernando Torres è El Niño, il bambino. Anche adesso che ha deciso la finale del campionato europeo con un gol così, anche adesso che è l'attaccante che negli ultimi 20 anni ha segnato più gol per la squadra più vincente del calcio inglese, anche adesso che a casa sua è una faccia da copertina buona per la campagna pubblicitaria dei grandi magazzini più famosi di Spagna. Anche adesso che veste ricercato nello spot del Corte Inglés, Fernando Torres è il Niño. Eppure lui, bambino, non lo è mai stato davvero, nemmeno quando portava i pantaloni corti. Non aveva ancora esordito in prima squadra e con l'Atlético Madrid in seconda serie era già l'idolo dei tifosi depressi del Vicente Calderón, che sognavano solo con i suoi gol da bambino prodigio. Eccolo, il Niño della cantera, segnare il suo primo gol, finalmente con la maglia della prima squadra, al minuto 81 sul prato del Carlos Belmonte di Albacete. A 17 anni, capelle corti e lentiggini, Fernando Torres sembrava davvero un bambino, ma faceva già gol. Impossibile non innamorarsi di lui, inevitabile pretendere che facesse tornare grande il suo Atletico. Fernando Torres è sempre stato un Niño con responsabilità pesantissime da sopportare. Perché un conto è avere talento, saper giocare a calcio, un altro è riuscire a farlo in uno stadio dove tutti si aspettano da te gol come questo, quando hai solo 18 anni. Si fa presto a dire Niño, più difficile è segnare 72 gol in 174 partite nella Liga, facendo sembrare facili numeri così. Ancora più difficile riuscire a far sembrare spiccioli i 36 milioni di euro che Rafa Benitez spende per portarlo al Liverpool. In Italia nessuno si fida a tirare fuori una cifra così per un Niño di soli 23 anni. Il manager spagnolo dei Reds non ha dubbi, le qualità atletiche e tecniche non si discutono e nemmeno la personalità. Diventerà l'idolo della COP, come solo Gerrard, Rush e Dalglish, i grandissimi. Bastano pochi minuti della sua prima partita ad Anfield contro il Chelsea per dargli ragione. Torres with a debut goal at Anfield. Oh yes, they've fallen in love with him now. Fernando Torres shows why they splashed out £20 million for him. Se l'inizio è da applausi, il resto è anche meglio. La prima stagione con la maglia del Liverpool è tutta da record. In totale i gol sono 33, 24 dei quali in Premier, un'enormità. Ma nessun numero riesce a spiegare fino in fondo uno come Fernando Torres, elegantissimo eppure atleticamente straripante, altruista ma sempre con la porta in testa, coraggioso ma con la faccia da bravo ragazzo. E se anche dopo aver visto questi gol volete continuare a chiamarlo Niño, fate pure. No.